Giuseppe, perché hai scelto di fare motocross, che è comunque uno sport duro, eh? Sì, perché mio padre faceva enduro, però a me mi è piaciuto il motocross. Chi è il rivale più difficile da battere attualmente per te? Attualmente in Sicilia nessuno e in tutta Italia diversi. Andrea, tu sei il più piccolo oggi in questa tappa di motocross, naturalmente non hai gareggiato, però hai fatto un'esibizione. Sei davvero felice? Insomma, oggi sei stato con tanti campioncini. Sì, Ti aspettavi tanto questo momento, insieme al papà peraltro. sì, Perché vuoi fare motocross? perché mi piace. Gianmaria, non hai vinto, però un quinto posto dignitoso. Hai avuto qualche difficoltà durante la corsa? Sì, della prima manche sono cadute, della seconda mi sono morso un'ape. E quindi hai avuto qualche difficoltà e ne hanno approfittato gli avversari. Un po' di sfortuna, eh? Sì. Senti, ma il papà faceva anche lui motocross. Quindi c'è qualcosa insomma che appartiene a Papa Salvo, che è un grande appassionato. Sì, molto. E com'è? Vuoi arrivare lontano anche tu? Sì. E dove per esempio? A Caltagirone. No, I done wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Anche la presenza femminile in questa tappa di motocross, ciò sta a significare che lo sport piace anche alle donne. Avete amici, parenti immagino? Sì, per questo siamo qua. Devo dire chi è il vostro campione? Marco Mandarà. I need to know now, now, now. Can you love me again? I need to know now, now. Can you love me again? I need to know now, can you love me again? I need to know now, can you love me again? Bene, questa vittoria è come da pronostico oppure sei andato oltre le previsioni? No, non mi aspettavo questo risultato perché gli avversari erano abbastanza tosti. È stata una gara condotta bene a quando ho visto e quindi hai avuto difficoltà. Il percorso era quello ideale oggi? Sì, perfetto. C'era un po' di polvere, vabbè, ma non era niente di particolare. Senti, era la penultima tappa, ce ne sarà ancora un'altra e quindi poi si va al riposo. Adesso tu cosa vuoi fare in quest'ultima tappa? Chiudere in bellezza e quindi vincere un titolo? Ci spero, come anche tutti gli altri, però darò il massimo di me stesso. There's nothing I can do. I need to know now, can you love me again? I need to know now, can you love me again? Come penultima prova di campionato regionale motocross, 70 piloti è un numero più che buono di presenze. Fra l'altro abbiamo avuto presenze di un certo livello, avevamo come ospite d'onore Giovanni Bertuccelli, un pluricampione italiano che ha avuto anche una partecipazione al mondiale di MX1. Diciamo che il campionato proposto quest'anno dalla Federazione Motoristica Italiana è andato più che bene, siamo soddisfatti sia io che il presidente Mezzasalma. Il prossimo appuntamento sarà giorno 17 novembre a Caltagirone e dopodiché aspettiamo la premiazione di fine anno.
Giovanni Bertuccelli, oggi hai vinto la gara di MX1, era nel pronostico, oggi sei il testimonial di questa gara. È andato tutto bene oggi? Sì, devo dire che la giornata è andata abbastanza bene, la pista in ottime condizioni, è stata preparata direi molto bene, bagnata, fresata, non possiamo trovare niente diciamo di male per l'organizzazione. All yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know I love you so. You know I love you so. Swam across, I jumped across for you. Oh, what a thing to do. 'Cause you were all yellow. I drew a line, I drew a line for you. Oh, what a thing to do. And it was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin and bones turn into something beautiful. And you know, for you I bleed myself dry. For you I bleed
myself trying